Buongiorno a tutti, di sempre un piacere di ridroarvi per compa qui, continuiamo le nostre spaziate e questa settimana ci andiamo in da Gustera, una prima tappa in paese di Ganawadi, ma parla a Sujadiu, con un assoggio assai importante per il paese badino peruviano di a sfida canawadinca, ma parla subito con Tommaso Pasquale che fa parte di sta assoggio. RCFM e Campa Qui. Allora, la sfida è un assoggio culturale, un assoggio sportivo, ma può fare un legame, una linea con ciò che si chiama appena Comitato di Eventi di un paese. La sfida organizza una manifestazione a lungo anno che ha gente di un paese, fra tutte le generazioni, si possono ritrovare per campare una storia felice, d'amicizia, di spertire, che un paese possa campare di maniera naturale ogni stagione passando e ritrovarsi in un luogo che abbiamo chiamato semplicemente o caffè di sfida canawadinca. Allora, qui il luogo si chiama Ubiano, si trova dunque una piana accanto a Chiesa, sotto il paese, mica troppo lontano di noi, un solo che 2 minuti a piedi per fare dal paese a Custigny. E qui tanto a Libica c'era una sala di eventi che è stata creata dall'anziano maire Nicola Ricci e sul luogo qui l'abbiamo affittato per poter trasformarlo in sala di eventi ma di no in caffè a Sujadiu. Allora, parecchie manifestazioni sono organizzate a Merandilla di Pasqua, con le l'estate di sicuro, come ogni paese in Corsica, di montagna, di rurale, così, manifestazioni assai varie, concorso di luce, giochi paesidi come Kermesse, giochi a balò, dopo all'inverno si possono ritrovare dunque parecchie operate di noi. A tempo di Natale facciamo dunque o a buon Natale per i desideri e dopo sport in più per i nostri vecchi, per i più anziani, dunque regalati noi dalla Sojo a sfida canawadinca, dunque parecchie manifestazioni e compiamo l'anno di sicuro con o Gabuano, con a Vesta a Serra. E qui facciamo una vista tutti insieme, tutta uniti, di appena l'andatura di sfida canawadinca di buone tra generazioni associarsi a obiettivi di campagna paese. La Sojo a assai giovani, di maniera di membri benevoli, di sicuro, perché bon, la Sojo è stato creato nell'anno 2000, dunque ora sono parecchi anni che esiste a sfida canawadinca, ma un occhio di la Sojo è con tutto assai giovani, siamo giovani tra 40 e una cinquantina. 40 anni, 50 anni, dunque un altro con tutto assai giovane. Ma abbiamo bisogno comunque di i nostri vecchi mai che ci aiutano, che ci danno consigli perché hanno di più esperienza che noi, dunque tutti i consigli sono buoni a pigliare e teniamo conto appena tutto ciò che lo dice qui in paese, in giro un caffè per pigliare e mettere in ballo e mettere in onda tutto ciò che noi vogliamo per ciò che ce l'ha creato o a mantenere. E domani da Ganawadi ci andremo in Bigorno per la nostra seconda tappa in Agustera. Andremo in un'esplorazione di un produttore di farina di castagna installato in una strada di Murado di Frédéric Bagnoli che sarà con noi. A domani. RCFM e Campa Qui.